di lasciare lo spazio perché poi dobbiamo tagliare il nastro e naturalmente. Grazie. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Buon pomeriggio per chi ci sta ascoltando in visione all'ascolto. Ci troviamo nell'area sportiva di Corno di Rosato, dove tra qualche istante verrà inaugurata questa nuova pista dedicata sia alla mountain bike ma anche allo sport, insomma, al ciclismo fuori strada. Abbiamo già realizzato delle immagini nel frattempo, ma proporremo poi più tardi un servizio dedicato. Momentaneamente facciamo la diretta per quanto riguarda l'inaugurazione ufficiale, visto che le autorità civili, militari e religiose sono già giunte sul posto. Per quanto riguarda la presenza, segnaliamo chiaramente il sindaco Daniele Moschioni, c'è anche l'assessore Roberti per quanto riguarda la regione. Adesso toccherà al parroco Don Antonio Raddi, il parroco di Corno di Rosato, iniziare la parte religiosa per quanto riguarda poi l'avvio ufficiale, il taglio del nastro della Arrivo, buongiorno. No, ma posso poggiare qua, no? Sì, prego. Tanto non si scherza dentro. Non c'è problema, tanto ci stanno ascoltando in diretta. Sanno anche che non ha Ecco, se volete anche avvicinarvi ancora un po', volentieri. Così diventa più intimo. Chi lo ottiene? Vai. Adesso stabiliamo il primo record sul giro. No, lascialo, ma lascialo, non è problema, lo roviniamo con un piano. Può, è vero che può lui. Allora, Andrea, dov'è Andrea? Hai il consenso di Andrea? Chi ha il consenso di Andrea può fare quello che vuole. Allora, signori, autorità civili, militari, cittadini, buongiorno e buon pomeriggio a tutti. Benvenuti qui a Corno di Rosato, all'inaugurazione di questa nuova pista di pump track. Direi che è una piacevole consuetudine, no? Ritrovarsi a Corno di Rosato per inaugurazioni. Neanche 2 mesi fa eravamo a inaugurare la nuova sede della scuola media e oggi siamo qua, quindi questa cosa, no, è come le patatine, no? Più le mangi più le mangeresti, quindi questa cosa ci fa enorme piacere essere oggi ancora qua a fare questa inaugurazione di un'opera rara, perché poi vi diranno perché, importante, che darà lustro ulteriore al centro sportivo e a tutta la comunità di Corno di Rosato. Ma naturalmente non spetta a me
anticipare concetti importanti, ma lasciamo subito la parola al nostro sindaco, l'onorevole Daniele Moschiera. Grazie. Grazie Luigino. Devo essere sincero che anche nelle altre inaugurazioni c'è un po' di emozione, ma oggi è più forte questa emozione per tanti motivi e mi auguro di non dimenticarmi nessuno. Io credo che il più importante sia questo, che questa pista di pump track è stata intitolata a Dino Granzotto. Dino Granzotto, per chi è nel ciclismo, sa chi è, sa cosa ha fatto per il ciclismo non solo a livello comunale, a livello regionale e anche a livello nazionale. Perché Dino Granzotto è colui che ha fondato il ciclismo corno, è colui che è stato per più di 45 anni presidente del ciclismo corno. Quindi quando io, la giunta, i consiglieri comunali abbiamo deciso su proposta del consigliere Damiano Granzotto di titolare questa pista Dino Granzotto, logicamente chiedendo ai familiari, è stata una grande soddisfazione che abbiano detto di sì. Quindi questa è la cosa, secondo me, in primis come importanza. La seconda, assessore, che ringrazio per la tua presenza qui oggi, ringrazio il comandante Albertin, che vi dimentico sempre, ringrazio Don Antonio, ringrazio tutti voi, ringrazio tutti i consiglieri, consigliere regionale Bernardis. La cosa importante è questa. L'anno scorso il consigliere Zucco è andato in ferie in Trentino, in Austria, il mese di agosto, è ritornato alla prima giunta, ha detto: ho visto una cosa bellissima in Austria. Lei mi ha detto: perché no? Perché non possiamo farla anche noi? Però gli ho detto: ti metti d'accordo con Damiano, che nel ciclismo, come suo zio da tanti anni, ti metti d'accordo con lui per riuscire a fare un progetto veloce e richiedere i fondi alla regione. Questo era agosto 2021. Agosto 2021 abbiamo chiesto i fondi alla regione, e ringrazio ancora una volta l'amministrazione regionale, in primis il presidente Massimiliano Petrina, che oggi non ha potuto venire per un altro impegno, tutta la giunta regionale, tutto il consiglio regionale per aver dato i fondi entro la fine dell'anno scorso. I lavori sono partiti a settembre e qui devo ringraziare la ditta, Andrea, come si chiama? Danger Zone e il geometra che l'ha progettata, perché in un mese l'opera è stata finita. Siamo stati più ad avere il CRE, le autorizzazioni, infatti venivano bambini, anche adulti dentro, però sempre con il terrore che succedesse qualcosa, perché come sai bene, assessore, finché non hai il CRE è meglio tenerla chiusa. Io in primis un giorno ho dovuto, purtroppo vedendo la divisa del pedale manzanese, ho dovuto venire qui e dire: per cortesia uscite, perché non vorrei che succedesse qualcosa proprio adesso che è finita. Quindi l'attività dell'amministrazione regionale, dove sicuramente non dà fondi così a caso, diciamo. La solerzia dell'amministrazione comunale, se la regione ha finanziato per il 70% quest'opera, perché 75.000 euro sono arrivati dalla regione, 65.000 l'ha messa l'amministrazione comunale, quindi 130.000 euro di opera, e quindi vanno ringraziati in questo caso tutti gli uffici comunali, gli uffici regionali, gli uffici comunali, le aziende, come ho detto, per aver fatto sì che nel giro di un anno, ma dico in un mese, l'opera è stata realizzata. È normale che quando si chiamano a tagliare il nastro inaugurale si vogliono avere gli esponenti maggiori regionali. Qui abbiamo l'assessore alle autonomie locali. Vi ho fatto vedere prima che il finanziamento che è stato dato da parte della regione, si vedono già i frutti. Ci manca ancora un piccolo sforzo da parte della regione, però l'assessore mi ha promesso che i finanziari mette dentro anche questi fondi. Dall'altra parte c'è il tendone del patinaggio, che la regione ha finanziato per la copertura, con una parte anche qui, perché la regione non finanzia tutto, giustamente, perché deve essere anche la volontà e la voglia da parte dell'amministrazione comunale di fare quell'opera, quindi anche il comune deve mettere un po' di soldi per quell'opera. A breve, a fine anno, cominceranno i lavori anche per la copertura del patinaggio. Quindi grazie alla regione, grazie a tutti voi che siete presenti. È un'opera innovativa, come diceva prima Luigino, perché mi sembra che sia una fra le prime in Friuli. E abbiamo voluto, visto che è una delle prime del Friuli, abbiamo voluto i due fratelli Bredot, pluricampioni italiani, europei, mondiali, mi sembra, così mi hanno detto, ed è vero. Abbiamo voluto proprio loro oggi, che hanno portato la bicicletta, che saranno loro a fare il primo giro dentro nella pista. Quindi grazie
veramente di cuore a tutti per la vostra presenza, vuol dire che questa enorme presenza ci tiene per quello che stiamo facendo. Un'altra cosa, il prossimo anno avremo a chiedervi ancora un po' di fondi, perché vogliamo finire questo spazio verde, non è tanto bello da vedere, vogliamo fare una palestra all'aperto, quindi dare la possibilità a Cono di Rosazzo, non solo il gioco del calcio, basket, il tennis, perché sono tutte associazioni che sono a livelli nazionali, o sono stati il pattinaggio, e qui il ciclismo, dare la possibilità anche a ragazzi, che li vedo che non vedono l'ora di entrare, vero, per provare la pista. Quindi grazie veramente di cuore a tutti voi. No. Grazie. Forse se ci spostiamo un passo più avanti, magari dopo un po' più parla così. No, volevo solo dire che l'opera che ho visto io in Austria era veramente una cosa molto easy e molto semplice. Qui quello che è stato fatto è veramente una cosa completamente diversa, una pista, adesso magari Damiano Granzotto, che è il consigliere delegato al ciclismo, appassionato di ciclismo, ma che ha seguito la opera, la progettazione, tutto quanto, ci spiegherà meglio. E noi abbiamo fatto naturalmente una cosa molto più bella e funzionale, giusto? Sì, appunto, come diceva Luigino, tutto è partito così per un'idea quasi per caso, però poi ci siamo messi d'impegno e in 448 appunto, vedendo le tempistiche che dicevano prima, siamo riusciti a realizzarla. E appunto per questo importante evento ho sentito piacere di chiamare i fratelli Braidot che sono qui venuti. Speravo che portassero la bicicletta, però non l'hanno portata, però troveremo ben una bicicletta dopo per fargli fare un giro. Appunto, questa è una delle prime piste qui in Friuli, in quanto ho sentito proprio in un'intervista a Luca Taglio che diceva che in tutta Italia se ne trovano veramente poche, non sapeva dove andare. Adesso veniamo. Quindi, come ha detto prima il sindaco, ringrazio tutti della vostra presenza e anche e soprattutto gli amici della società di Sportel che sono presenti e appunto in ricordo la loro amicizia che si legava a Dino, il mio zio Dino. Grazie. Io vorrei dedicare un applauso, venite qua per favore, diciamo chi sono questi due ragazzotti di Pulacetto. Voi siete campioni. Ricordiamo protagonisti all'ultimo mondiale anche europeo di ciclocross. Io corro per il centro sportivo dei Carabinieri, per un team americano da Santa Cruz. Sì, corriamo in mountain bike, noi qua nelle zone vicino a casa non ce ne sono percorsi così, che sono molto utili per allenarsi nel nostro sport. Ci sono in tutti gli stati, diciamo, solo in Italia si fa fatica a trovarli. Quindi per noi avere un percorso così vicino a casa è veramente una fortuna e vi ringraziamo per quello che avete fatto. Ecco, questo era un contributo, grazie, questo era un contributo molto importante. E a questo punto io chiamerei a un indirizzo di saluto, dare un indirizzo di saluto la figlia del compianto Nino Grandotto, Maria. Prego. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio anticipatamente tutti allo stesso modo per essere venuti qua a ricordare papà, prima di tutto ovviamente per inaugurare questo bellissimo progetto. Allora, io mi aiuto un po' col foglietto perché sono un po' emozionata, se devo dire la verità. Un paio di settimane fa sono passata qui con la mamma e con mia sorella e con il cane a fare una passeggiata e abbiamo visto il cartello, c'era già ovviamente la pista, ma c'era anche già il cartello con il nome del papà, quindi ovviamente prima la lacrimuccia che è scesa e poi
ho sorriso perché ho letto pump truck, papà avrebbe letto pump truck, che cos'è sta roba? No? Ma come? Ma no, papà, si legge pump truck, ah sì, vabbè, ok, sì. Beh, questo in realtà era mio papà, una persona molto italiana, un conservatore, un tradizionalista nel senso di sostenitore delle tradizioni della sua Italia, ma soprattutto della sua regione e del suo comune, nel senso ovviamente più costruttivo del termine. Ma era anche nel contempo una persona molto aperta, soprattutto nei confronti dei giovani che hanno entusiasmo per qualsiasi cosa, per una passione. Ovviamente per lui quella del ciclismo era una delle passioni più grandi che ha avuto nella sua vita. Però si riconosceva soprattutto in queste persone, questi giovani che hanno entusiasmo, volontà, passione e soprattutto una passione volta al bene della collettività e della comunità. Il ciclismo per lui è stato sicuramente la sua passione più grande, un brevissimo passato da agonista, molto breve, e il resto passato nella vita da cicloturista, che è stato per lui un connubio perfetto tra l'attività sportiva e lo stare insieme. Poi la S Corno e ovviamente la corsa di Juniores e di Maggio che lui ha voluto sempre per ricordare il suo fratello che è scomparso, il suo fratello Diego è scomparso tantissimi anni fa. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno contribuito a realizzare questo progetto. In primis per favorire l'aggregazione tra i giovani, a questo papà ci teneva tantissimo, per far crescere in loro il concetto di praticare un'attività sportiva, che sicuramente è molto importante per i giovani, e per far conoscere il mondo del ciclismo. E infine, last but not least, come direbbero i nostri amici inglesi, per ricordare l'esistenza di mio papà. Sono sempre più convinta che se una persona riesce durante la sua vita terrena a lasciare un segno, piccolo o grande che sia, contribuirà a rendere meno dolorosa la sua assenza dopo la morte. E vabbè, oggi lo sento molto vicino e presente e so che sarà molto felice dovunque sia e anche soprattutto molto grato per questo enorme riconoscimento che questa amministrazione comunale, nella figura di tutti i presenti, ha dato al suo impegno. Io voglio ringraziare, ovviamente tutte queste parole sono a nome ovviamente mie, di mia sorella e di mia mamma, e voglio ringraziare ovviamente tutti i presenti, tutti gli astanti e soprattutto le associazioni, i volontari, tutti quelli che hanno partecipato in questi anni ovviamente e hanno contribuito anche all'impegno di mio papà. E vorrei farlo ovviamente non solo nelle figure, diciamo, per le persone come rappresentanti di istituzioni, ma anche e soprattutto come persone, perché siete stati amici prima di tutto nei confronti di mio papà. Grazie. Grazie Margherita. Nel frattempo, come avete potuto verificare, è terminata la più importante delle verifiche, quella di Leonardo, figlio del campione Baidot, che ha detto che la pista è perfetta. Quindi possiamo chiudere diciamo, gli interventi ufficiali con l'intervento più importante, quello del nostro assessore alle autonomie locali, Pierpaolo Roberto. Intanto, l'intervento più importante era quello di Leonardo, sicuramente. Allora, intanto grazie, vi ringrazio per essere anche qua così numerosi oggi a questa inaugurazione e ringrazio il sindaco ovviamente per avermi permesso di sostituire in questa occasione il presidente che appunto è occupato in altri impegni. Prima Daniele facevi l'elenco delle opere che soltanto in questo comprensorio, in questo complesso state mettendo in piedi, state portando avanti e che mi auguro di poter a cui mi auguro di poter partecipare ai prossimi tagli del nastro. E mi facevo due conti in testa su quante risorse soltanto dalla direzione delle autonomie locali, quindi la mia direzione, sono arrivate sui territori dall'inizio della legislatura. Parliamo qualcosa come 600 milioni di euro in opere pubbliche per i comuni del Friuli Venezia Giulia.
che non sono soltanto tanti soldi, una montagna di soldi come non se ne vedevano da tanti anni, ma quello che c'è dietro è il metodo che abbiamo voluto utilizzare, che è stato quello del confronto, quello del dialogo con le amministrazioni, quindi non la regione lontana, distante, che butta i soldi così un po' a pioggia, ma la discussione, il confronto con i territori per capire esattamente quali fossero le esigenze. Evidentemente, se oggi ci troviamo in un comprensorio così importante, bello, con delle gru pronte qua alle mie spalle che stanno andando avanti a lavorare, con la prospettiva di partire con ulteriori lavori sulla pista di pattinaggio, lavori già finanziati, e una presenza così massiccia di cittadini, di Corne, non solo di Corne, immagino, oggi presenti qui, evidentemente quel risultato l'abbiamo ottenuto. C'è interesse, c'è voglia di avere delle strutture in grado di dare delle risposte ai nostri ragazzi. L'abbiamo visto prima con Leonardo, che non gli frega niente di sentire dei discorsi, giustamente, e vuole andare a provare immediatamente la pista. E quindi questo è il metodo che vogliamo continuare anche per il futuro assolutamente a portare avanti. Dicevo 600 milioni messi a disposizione fino adesso, ma tra pochi mesi si aprirà un'ulteriore finestra e altri 100 milioni andranno in legge di stabilità, quindi a dicembre a disposizione dei comuni del Friuli Venezia Giulia, e sicuramente l'impegno che mi prendo è continuare a rispondere a queste richieste, a queste esigenze da parte dei nostri cittadini. Anche perché oggi con una struttura del genere non andiamo solo a far contento Leonardo e i tanti ragazzi che sono qua presenti, ma diamo risposte concrete e serie a un movimento di volontariato, associazionismo che è ben radicato sul nostro territorio ed è la nostra fortuna. Ma soprattutto diamo a quei ragazzi la possibilità di vivere nel mondo dello sport e crescere con dei valori importantissimi. E infine, e chiudo, ovviamente non vediamo l'ora di vedere un'esibizione, perché sono curioso anch'io di vedere un'esibizione, e magari Daniele ci fa anche un'esibizione lui, no? quindi potremmo fare un bel applauso a Daniele, che farà anche l'esibizione con le bici. E così l'ho pregato. Grazie. Sai che ti ha pregato? Allora, io... se vuole i soldi, datemi una bicicletta. Ogni cosa ha un prezzo. Una bicicletta, per cortesia, a misura del sindaco, se no i finanziamenti non arrivano. No, allora adesso ci avviciniamo al momento del taglio del nastro. Prima ci sarà la benedizione di Don Antonio Ratti. Vorrei che si avvicinassero al taglio del nastro anche la signora Carla, Arianna e Marilena, in rappresentanza della famiglia di Mino Grandotto. Prego, Don Antonio, le do il microfono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Come con lo Spirito. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia, aiutiamo i nostri fratelli e, sottomettendo il nostro corpo al sua legge, ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero, che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo, è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggior armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Ascoltate ora la parola di Dio, date dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti concorrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile. Noi invece una corona incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri venga io stesso squalificato. Parola del Signore. Ed ora rispondiamo ad ogni invocazione: attiraci a te, Signore. Attiraci a te, Signore. Tu sei la vita di tutti coloro che hai redento con il tuo sangue. Attiraci a te, Signore.
Tu sei il sostegno dei deboli e la corona dei forti. Attiraci a te, Signore. Tu ci doni lo spirito che fortifica e consola. Attiraci a te, Signore. Tu porgi l'orecchio alle nostre preghiere perché la nostra gioia sia piena. Attiraci a te, Signore. Tu vuoi che in te diveniamo un cuore solo e un'anima sola. Attiraci a te, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito ed aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta la nostra fiduciosa preghiera perché questi spazi destinati alle attività ricreative e sportive accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore per Cristo nostro Signore. Amen. Ravvive in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi per giorno perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. Amen. Adesso ci sarà il taglio del verso. Allora, prima del taglio, mi diceva il signor Sindaco che ha piacere di offrire dei riconoscimenti alle varie autorità. Non so, ecco, stanno arrivando ai due campioni Brainop e all'assessore. Prego, accomodatevi. Grazie, prego. Grazie mille. Assessore. Grazie. No, lascia perdere. Adesso arriva anche per voi. Naturalmente qui c'è una selezione delle eccellenze del nostro territorio, vale la pena neanche ricordare. Bene, e a questo punto direi di procedere con il taglio ufficiale del nastro. Sindaco. È per dentro? È dentro. Noi abbiamo Sindaco, Stiamo facendo un po' fuori onda. siamo sicuri che dobbiamo venire qua? Sì. Anche la Signora Granzotto. Veramente i politici cercano sempre di insegnare anche noi uomini della comunicazione come si taglia il naso. Vediamo un attimo che artigiani della comunicazione. Antonio, venga. Facciamo tagliare a Carla. Grazie. Chi vuole? Grazie mille. Ecco, adesso l'opera è accessibile a tutti. Prego. Adesso vado a recuperare una bici al sindaco e una all'assessore. Datemi due biciclette grandi. Allora, sappiamo che la signora Granzotto non ama dire qualcosa, però visto che Dino veniva sempre chiamandomi quando c'era qualcosa di importante, che quando non ero così importante, oggi pensiamo che Dino da lassù vede tutto, si è molto felice, senz'altro.
Esatto, perché lui la bicicletta per la sua vita. Soprattutto lui ci teneva a queste cose. E ci teneva a queste cose, alle unioni della gente, degli sportivi, di tutto il paese. Tu invece cosa vuoi dire? Abbiamo sentito la signora Granzotto, adesso tu hai preso il testimone. Sono contento che sia intitolato al caro amico Dino questa pista. È molto importante. Lui ci teneva. Grazie di tutto. Parole ma buone. Bene, allora noi proseguiamo lungo questa diretta, ci troviamo all'interno del cartodromo, che l'abbiamo chiamato oggi in termini un po' particolari, perché qui si può allenare per quanto riguarda sia la mountain bike, ma anche la BMX, tutto quello che riguarda il cross, fuori dalla strada. Vediamo se il sindaco le emozioni, l'abbiamo detto di spalle alla sera sindaco, abbiamo tagliato ufficialmente il nastro, questo veramente è qualcosa di particolare a livello regionale. Sì, una delle prime in regione, siamo contenti, soddisfatti di aver realizzato quest'opera in meno di un anno, averla intitolata a un grande sportivo di Corno, quale Dino Granzotto, che ha dato l'anima, ha tolto tanto tempo alla sua famiglia per dedicarlo allo sport e al sociale del comune di Corno. Io credo che era il minimo intitolare a lui quest'opera, diciamo, innovativa. E poi qui tanti ragazzi avevano l'opportunità anche di imparare ad andare in bicicletta e conoscere anche chi non lo sa il codice della strada. No, sicuramente questa è una struttura che non viene gestita da nessuno, può entrare chi vuole, logicamente i minori devono essere accompagnati, perché questa è la cosa importante per le responsabilità. Possono accedere tutti, non bisogna prenotare, quindi chi vuole, ma non solo venire a fare sport, sicuramente anche tanti turisti di oltreconfine, quando sanno che c'è questa struttura, sicuramente verranno qui non solo per correre in bicicletta, ma anche per assaggiare e conoscere le nostre peculiarità del territorio. Magari scusarsi per imparare la bicicletta. Ah, c'è mo sperencono con lì. Fatto prove sto, dai. Panoramica dall'alto. Sono stati ragazzi Seba, vai, si cimenta, l'assessore Roberti, si cimenta il siamo in diretta, siamo in diretta. Perché Basta che abbiamo soldi, ci fermiamo. lui deve chiederti i soldi, tu li devi dare. Capitanata dal sindaco Mosconi, a seguito dell'assessore Roberti, partiti. Mosconi in testa, abbiamo la pedalata di Mosconi molto interessante, ultimi 250 metri per il sindaco che ha un mazzo di confianza interessante. Roberti invece più, Roberti ricorda un po' l'assessore Roberti ricorda un po' lo stile di quelli che non andavano a cronometro, anzi il Durain quando andava in montagna, ecco Moschione invece è portato. Di chi è la bici? Sta terminando il suo giro. Allora, assessore, non ha voluto fare un po' come Maspens negli anni 60 in curva, possiamo dire insomma, è una direi, secondo me la calzatura non è adatta. Neanche il vestito. Però possiamo dire una bella iniziativa, soprattutto per far conoscere i giovani anche non solo lo sport, ma conoscere cosa vuol dire andare in bicicletta. No, una bellissima iniziativa, spero che i giovani non abbiano appreso niente della nostra tecnica, però sì, divertente e soprattutto diamo disponibilità
di una struttura innovativa come questa a tanti giovani che evidentemente sono qua e non aspettano altro che poter provare la pista. E questa è una grandissima soddisfazione per l'amministrazione regionale, che è un'amministrazione che per sua natura è distante dal territorio, e vedere concretizzati dei progetti che noi soltanto finanziamo è qualcosa che ci riempie d'orgoglio. Grazie. E allora, gentili signore e signori, chiudiamo qui questa telecronaca diretta per quanto riguarda l'inaugurazione della pista dedicata all'onore di bambini che si divertono. Siamo ai miei tempi che non avevamo manco il casco, si andava a finire nella ghiaia, erano solo i dicevo, chiudiamo qui questa cronaca diretta dal cartodromo, dalla pista dedicata a coloro che vogliono praticare il cross, cioè il fuoristrada per il ciclismo, dedicata alla memoria del grande Dino Granzotto. Ci spostiamo anche noi perché sennò adesso ci sono i fratelli Braidot che chiaramente hanno più esperienza di noi, vedete, senza pedalare lui tranquillamente lo fa, ma d'altronde vedete che fa i campionati mondiali davanti. Adesso entrano tutti. Abbiamo Daniele Braidot. Insomma, lei è del mestiere. Sì. Perché... Cioè, no di questo, però... però diciamo, insomma, lei è suo fratello, se non ricordo male, siete insomma nazionali, avete una certa esperienza anche a livello internazionale, portate il tricolore ma anche il Friuli del mondo. Sì, no, noi non facciamo proprio gare di pump track, però è una disciplina che aiuta molto a migliorare la nostra specialità, diciamo. Quindi sì, come dicevo prima, avere un percorso così vicino a casa per noi è fondamentale. Speriamo che altri comuni copiano quello di qua. Per citare da queste parti, non solo i Cretas, non solo i ballon, ma anche i biciclette. Sì, speriamo che sia sempre di più, quindi va bene così. Bene, grazie. Grazie ancora. Allora, dicevo, chiudiamo qui questa telecronaca diretta da Cono di Rosazzo per l'inaugurazione ufficiale di questa pista dedicata agli amici che vogliono praticare direttamente non il cross. Avete sentito insomma le parole delle persone che hanno contribuito direttamente e indirettamente a far sì che questa location de facto e de jure abbia inizio. E cosa dire? Cosa che ringraziare tutti voi per la visione e l'ascolto e vi auguriamo un buon pomeriggio. Chiaramente le notizie e le news su friulitv.net. Dalla lontana provincia dell'Impero, Mandi, e alla prossima. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura. Ti portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti.
Why did you buy?